Signore e signori, buonasera, benvenuti alla 21esima giornata di ritorno del campionato nazionale di pallavolo di Serie B2 femminile. Al Palla Cardella si affrontano la Procori Regina Volley e la Sensation Profumerie Gioiosa Ionica, scusate. Arbitrano Carmelo Fioria di Leonforte, Giulia Morelli di Caltanissetta. Starting 6, Sensation Profumerie Gioiosa Ionica. Numero 3, Giorgia Esposito. Numero 5, Patrizia Pagano. Numero 9, Fabiola De Raiuo Sousa. Numero 10, Marica Costabile. Numero 12, Martina Salvatore. Numero 17, Federica Mancino. Numero 13, Elisa Darretta. Procori e Regina Volley. Numero 1, Lea Vujevic. Numero 10, Macedo Camilla. Numero 13, Francesca Campagna. Numero 17, Tatiana Lombardo. Numero 23, Maria Laura Patti. Numero 88, Eva Dibert. Numero 11, libero, Sara Logerfo. Allenatori Luigi Allegra, assistant coach Santo Vassallo. Appassionati di pallavolo, amici sportivi, ben ritrovati dal Palla Cardella. Enzo Biondo e Massimo D'Azeglio sono pronti a farvi vedere e a raccontare questa ennesima sfida casalinga della matricola Procori e Vicina. Nell'ambito della 21esima giornata del campionato di Serie B2 Girone M si affrontano infatti Procori e Vicina e Sensation Profumerie Gioiosa Ionica, ed è proprio la formazione ospite che darà il via alle danze con la prima battuta di Patrizia Pagano, formazione ospite che si presenta, che scende in campo per modo di dire, con il numero 3 Giorgia Esposito, appunto Patrizia Pagano, poi la numero 9 Sousa De Aravio. Seguiamo il punto. Primo punto conquistato dalla formazione di casa grazie alla schiacciata di Maria Laura Patti, il muro che spedisce sul fondo. Dicevamo poi Martina Salvatore il cognome ovviamente, Elisa Darretta e il numero 17 Federica Mancino. Allenatore della formazione calabrese Salvatore Albanese, il secondo Antonino Ferraro. La Procori invece è scesa in campo con Francesca Campagna, che in questo momento è in battuta, poi Tatiana Lombardo, Lea Vujevic, Eva Dibert, Maria Laura Patti, Camilla Macedo. Vediamo la Vujevic che non chiude, riescono a salvarsi le ragazze ospiti. Ci riproponiamo in avanti, Tatiana, brava la ricezione della Pagano, e poi c'è l'errore della numero 10 Marica Costabile a dirigere la sfida. Carmelo Fioria di Leonforte primo arbitro e secondo arbitro Giulia Morelli di Caltanissetta. Una giornata che ha già avuto, ovviamente come spesso accade, degli anticipi che hanno ribadito come la capolista zafferana, probabilmente di un alto livello, ancora un successo netto, così come la seconda formazione in classifica Traina Caltanissetta ha vinto a Catania contro il Cussi in 4-7. Una classifica che prima delle gare di questo pomeriggio vede appunto Zafferana al comando con 56 punti, Traina 52, Crotone 50, Ericina 44 e Torretta 40, ma contemporaneamente a Procori
Gioiosa Ionica, si gioca pure una sfida per così dire diretta, vale a dire pallavolo Crotone Torreta. Intanto proprio le ragazze ospiti conquistano il primo punto, 3-1 il parziale in questo momento, prime battute di gioco, dicevo, di questa partita tra due compagini che occupano posizioni nella parte alta della classifica, perché se è vero tanta incomprensione fra Camilla Macedo e Eva Dibert, dicevo, la Sensation con i suoi 36 punti e si trova al settimo posto, a 2 lunghezze dal CUS Catania e a 4 dal Torretta. Situazione ancora chiaramente che può cambiare, che può variare, ma no, per adesso ci limitiamo a raccontare quello che accade al Pala Cardella, dove peraltro tra i tanti ospiti anche un mito dello sport trapanese, e mi riferisco a Peppe Vento, in compagnia di un'altra gloria dello sport trapanese e del basket in particolare, vale a dire il fratello Roald. 4-2 intanto il punteggio, abbiamo conquistato anche il quarto punto, la Eva Dibert in posizione per la battuta, è il suo turno, l'attacco che non può essere impegnativo, bella comunque e poi l'errore sotto rete di Sousa de Aravio. È stata brava la compagna a salvare il punto, poi il tocco non ha superato la rete e quindi 5-2 per la Procori, che si appresta a vivere la parte finale. Bello il pallonetto per il terzo punto per la compagine oltre, dicevo, la Procori si appresta a vivere la parte finale della stagione. Con questa mancano 6 partite. Domenica, anzi sabato prossimo, perché si giocherà sabato sul campo del Planet Strano, e poi dopo la pausa della Santa Pasqua il 16 di aprile Ericina Stefanese. Quindi ci sarà una tosta trasferta, questa volta è fuori, non c'è stato tocco come chiedevano le ragazze ospiti, dicevo, dopo la sosta Ericina Stefanese, traina Ericina Funietna e chiusura il 6 di maggio sul campo del Torretta, quindi partite molto impegnative, però da affrontare come è stato sempre fatto, perché comunque dobbiamo ricordarci che la Procori resta sempre una matricola, anche se l'organico è stato ampiamente rivisto, di matricola ha soltanto il nome, diciamolo francamente. Torniamo alla partita, 4 per chi batte, 6 per chi risponde. La ricezione, poi l'attacco di Tatiana Lombardo, non chiude, la stessa Lombardo, e poi la Vujovic non riesce a dare forza, e l'attacco, bella la conclusione di Giorgia Esposito per il 5-6, ha trovato proprio l'incrocio. Buon inizio, devo dire, da ambo le parti, due squadre che sembrano davvero volersela giocare e regalare anche buone giocate. Speriamo che sia così, perché non ci può fare che piacere. Questa volta nulla può la pur brava Esposito, Camilla Macedo l'ha murata, portando a casa il settimo punto, e la stessa nostra atleta va in battuta. Ricordo che oltre a coloro che ho già citato e che sono in campo, in panchina Carola Compagno, Chiara Vella e Aurora Smeraldo. In questo momento c'è Sara Loggelfo in panchina, la Campagna invece ha preso posto. Palla un po' indietro, non ha potuto forzare il suo tentativo di schiacciare.
pizzico di fortuna che non guasta mai, alza le mani simpaticamente Giorgia Esposito, ma fa parte del gioco ovviamente. 6-7. Adesso in battuta la numero 17 Federica Mancino. La parte in ricezione, poi colpisce male Tatiana Lombardo. 7 pari. Ancora la Mancino in battuta. E anche lei colpisce male. Va in panchina, non per questo errore ovviamente, ci mancherebbe altro. Al suo posto la numero 13 Elisa Darretta. Lea Vujevic in battuta, l'attacco di Sensation va a segno, bel lungolinea. Nulla da fare per la nostra Maria Laura. La Esposito in battuta. Brave ragazze ospiti, molto attente e concentrate, e questa volta però non la possono fare sul lungolinea di Tatiana Lombardo, che porta a casa il punto numero 9. Però buon inizio del match sia per quanto riguarda la Procori che per la Sensation Profumerie. Lo ribadisco, formazione, compagini di Gioiosa Ionica, quindi una bella trasferta per loro. Hanno avuto la fortuna di incrociare una bella giornata anche dalle nostre parti, vabbè che tra Sicilia e Calabria insomma siamo lì. Ancora in attacco, appoggia Lea Vujevic, la stessa Vujevic, e poi Tatiana, probabilmente è fuori, probabilmente, per il 9 pari. Adesso è Camilla Maceto in stand by. Patrizia Pagano, è il suo turno. Secondo errore in battuta. Probabilmente il tentativo di fare una battuta corta l'ha indotta in errore. 10° punto per la Procori, che va in battuta con Francesca Campagna. Tocca il muro ma mette fuori causa le proprie compagne. Ancora sul filo della parità, 10-10, e adesso la battuta torna nelle mani della compagine ospite con Martina Salvatore. La stessa Martina va a salvare il pallonetto tentato da Camilla Maceto. Adesso Lea Vujevic, sì, quando si vibra in volo c'è poco da fare. Tocca alla Tibert. Movimenti anche nella compagine ospite. Adesso in panchina ha trovato posto il numero 12, proprio Salvatore. Brava Sara, e poi non riusciamo a rimandare la palla dall'altra parte e si resta in parità. Primo set proprio molto equilibrato, almeno per adesso.
si può riprendere, c'è lo laccio di una scarpa che si era slacciato e questo è il motivo della pausa. E ancora la direzione del muro penalizza l'Ericina, che va sotto ed è la prima volta in questo set, in questo primo set. Qui c'è il gioco fra la Dibert e la Camilla Macedo. L'attacco delle calabresi, facciamo buona guardia e poi la battuta di Lea, poi in affanno rimette il naso avanti la compagine locale. Le voci che sentite sono dei sostenitori calabresi, probabilmente dirigenti. In effetti è un buon primo tempo quello della compagine ospite, però ci sono stati parecchi errori che ne hanno penalizzato il rendimento. Ottimo il salvataggio della Patti, poi però c'è un'infrazione commessa forse da Lea, sì. Ancora parità, era stato davvero portentoso il salvataggio della Patti, peccato. Ancora Lea, adesso situazione che si verifica dall'altra parte, ancora questa volta il secondo arbitro che ha segnalato l'infrazione e ancora 14-13 a favore di chi batte, padrone di casa, Procori Ericina. Primo errore in battuta anche per la compagine di casa. In battuta la numero 17. Errore in ricezione. Concediamo un nuovo vantaggio alle agguerrite ragazze calabresi. Sarà lo Gelfo, la ricezione, Lea. Diciamo che in questo scorcio di primo set è proprio Lea Vujevic che ci mantiene agganciati alle nostre avversarie. La stessa Vujevic è fuori e siamo 2-2, proprio tutto in equilibrio, devo dire, questo primo set. Aggiungo che si poteva anche ipotizzare un certo equilibrio, visto appunto quello che ho detto prima, cioè la posizione quarta contro settima. Sì. E questa volta è Tatiana Lombardo che lascia partire una bella botta, la ricezione era stata buona ma il pallone ha toccato il tetto del Pala Cardella. Tatiana Lombardo proprio in battuta. Oh, buono il muro, il nostro muro. Situazione che diciamo proprio andiamo di pari passo, dai. Quello che era successo poco fa a nostro favore, adesso a favore della Sensation Profumeria. (17-16), 17 per chi batte, 16 per chi riceve. È il turno adesso
di Patrizia Pagano, il numero 5 in maglia nera. Peccato, ecco, potrei dire che ci fa comodo, ma non mi appartiene. Mi dispiace sottolineare gli errori a volte delle protagoniste, perché stanno giocando abbastanza bene e poi incappano in questi errori. 3 diciamo a sfavore, che non è a favore certamente per la Gioiosa, 2 per l'Ericina. Adesso Aurora Smeraldo che batte con la sua caratteristica battuta, è fuori, sì, era sotto i nostri occhi di poco, ma era fuori, anche se era stata una bella giocata. Si riporta avanti di una sola lunghezza la compagine di casa. E per pareggiare ancora i conti siamo proprio totale equilibrio, 18 pari, 3 battute sbagliate da entrambe. Verifica al tavolo dove siete sempre Rino Fontana e Vito Oddo. Poi non posso non ricordare anche gli altri compagni d'avventura, Sandro Vassallo, Pippi Pellegrino e soprattutto, giova sempre ricordarlo, tutti i nostri sponsor, Procori, Occhipinti, Teving, Licata, Ottica Fodale, insomma con tutti coloro i quali hanno sposato questo progetto. C'è stato il tocco sulla schiacciata di Maria Laura Patti, infatti non protestano le ragazze calabresi, questo peraltro le fa onore. Peraltro nel frattempo arrivano anche le protagoniste del prossimo match, sempre di pallavolo, ma Serie C femminile, tra Entello Erice e Trabia, partita che si giocherà al termine di questa sfida tra Procori e Gioiosa Ionica. Non si schioda la parità, ancora 19-19. Procori che non è riuscita proprio ad allungare, merito anche naturalmente delle avversarie, ma non c'è dubbio che le nostre ragazze stanno fare meglio. La battuta della Araio, riescono a salvare il punto, poi c'è l'attacco, ottimo il muro e poi c'è la botta. Va a protestare la Costabile, ma il primo arbitro è convinto. 20° punto per l'Ericina, peraltro in un momento diciamo quasi determinante del primo set, però il primo arbitro ha ampia facoltà di decidere e noi non possiamo che attenerci. E adesso per la prima volta dopo l'iniziale 3-1 Ericina ha 2 punti di vantaggio e bisogna adesso saperli gestire. È il momento fondamentale, time out chiesto proprio dalla formazione ospite.
Dopo il primo time out riprendiamo a raccontarvi questa sfida molto equilibrata. D'altronde sono formazioni che sono dietro a coloro le quali guidano il girone M e che sembrano poter reggere fino alla fine. Come ho detto all'inizio di telecronaca, Zafferana 56, Traina 52, poi Crotone 50, Crotone che sta giocando contro Torretta e quindi potrebbe anche riappropriarsi del secondo posto. Devo ricordare che soltanto la prima verrà promossa direttamente. 22esimo punto intanto per la Procori. Adesso è il turno di Carola Compagno, che va a rilevare Camilla Macedo e la stessa Carola in battuta. È fuori, 23-20, sì, l'abbiamo vista nettamente. Probabilmente chiedevano anche un tocco che comunque non c'è stato, non c'era, e la palla era fuori, onestamente. Non avremmo problemi a sottolinearlo. Brava Francesca, che porta a casa il 24esimo punto e opportunamente il tecnico ospite chiede il time out. Salvatore Albanese, 24-20, 4 set point. Si torna sul parquet del Pala Cardella per riprendere il gioco. Ancora Carola Compagno in battuta, 24-20 il punteggio a favore proprio di chi batte, vale a dire la formazione di casa della Procori e vicini. Allunga il set Gioiosa, tocco del muro c'è stato ma la palla è finita fuori e allora tocca all'under, che ci siamo informati dovrebbe essere lei, 17enne atleta mancino, ma è la Procori che chiama il time out. La battuta 21-24. Abbiamo sprecato 2 set point, la ricezione di Sara Logelfo non è stata delle migliori. Altre 2 opportunità. Pazzesco, quando spettacolare questo salvataggio, incredibile. 24-23, sembrava fatta, invece merito, riconosciamolo, delle avversarie e un attimo proprio di disattenzione delle nostre ragazze.
e si gioca il secondo time out. Coach Allegra. Della serie lo sport è bello anche per questo, perché non finisce mai. Fino all'ultimo punto devi lottare e non abbassare mai la guardia. Vola Lea Vujevic e chiude sul 25-23. Diciamo che ci voleva un primo set equilibratissimo, caratterizzato da belle giocate ma anche da troppi svarioni da ambo le parti. L'importante comunque era portare a casa il primo set, 25-23 a favore della Procori. Vanno in campo le formazioni che stanno dando vita alla sfida, il programma al Pala Cardella nell'ambito della 21esima giornata del campionato di Serie B2. Diciamo che ci apprestiamo a vivere la parte finale della stagione. In campo Procori Ericina e Sensecino Profumeria e Gioiosa Eonica, con la formazione di Coach Allegra che ha vinto il primo set 25-23, non in maniera brillante, ma era fondamentale per come si erano messe le cose portare a casa il set. Si ricomincia con Eva Dibert alla battuta. Il volo di Sara Logerfo, l'attacco adesso è nostro ed è positivo. Primo punto conquistato da Maria Laura Patti. In campo in questo frangente per la nostra compagine Eva Dibert, Sara Logerfo, Tatiana Lombardo, Maria Laura Patti, Lea Vujevic e Camilla Macedo. In panchina Francesca Campagna, Carola Compagno, Aurora Smeraldo e la giovanissima Bella. L'attacco calabrese che va a segno. Tocco del muro messo fuori causa. Tatiana Lombardo che si era lanciata per salvare il pallone. Quindi 1-1. Numero 12 Salvatore in battuta. Ancora Maria Laura è fuori. Non di molto, ma è fuori. Il punto più combattuto di questo inizio match premia la compagine ospite, perché Tatiana Lombardo non ha inquadrato il parquet dalla fuori. Poi il tapin di Camilla Macedo, volutamente ha trattenuto il fiato. Due punti molto combattuti.
per il 2-3, 2 per chi batte, 3 per chi risponde, e le rotazioni portano Maria Laura Patti al suo turno. Colpisce in maniera un po' strana la Esposito, ma beffa la nostra difesa. Lei stessa se la ride. Te capisce, ha colpito di nuovo con la parte interna della mano, ma quasi colpendola di striscia. Ma perché vale poi? È il risultato finale, e quindi quarto punto per le ospiti. E portano a casa anche il quinto punto, simpaticamente la Costabile. Si gode il punto conquistato, 5-2. Momento di sbandamento per la Procori, prontamente ne approfittano le avversarie che volano sullo 6-2 nel secondo set. Ancora un punto per le calabresi, 7-2. E chiede il time out coach Allegra non può, diciamo che non può essere molto allegro di come è iniziato questo secondo parziale. Per chi batte, 2 per chi riceve. Un inizio di secondo set parecchio negativo per le nostre ragazze, che spezzano la serie grazie a Tatiana Lombardo alla deviazione del muro che va fuori. Camilla Macedo in battuta. 4 sono i punti da recuperare, ma soprattutto c'è da ritrovare un po' di equilibrio. E le ospiti stanno prendendo il largo, mi sembrano molto più attente rispetto alle nostre ragazze. D'altronde la Valea intanto quarto punto. È normale che meriti e demeriti di solito si equivalgono, non può essere che così. È successo anche nel primo set, quando non appena le ragazze ospiti hanno un po' calato, sono ritrovate 4 punti sotto e alla fine poi sono state costrette a cedere il set, e credo che potrebbe essere una caratteristica di questa partita. Vedremo un pochino. Questa volta non è fortunata la Tibert, è buono il muro, ma la palla finisce fuori. La Mancino in battuta. 5 punti di vantaggio per la sua squadra, che diventano 4 perché è il primo errore in battuta del secondo set. Se non ricordo male, anche nel primo ad inaugurare questa poco simpatica serie fu la stessa atleta. Chiaro, è un dettaglio.
toccato la rete. Non sono d'accordo le ragazze, in particolare la Pagano. Poi c'è stato il chiarimento, alla fine credo che comunque il primo arbitro. Poi tra l'altro dove siamo noi, proprio siamo occlusi dalla sede, dalla postazione del primo arbitro, quindi a parte che non ci permettiamo neanche di criticare perché non ci appartiene, dobbiamo necessariamente rimetterci al suo giudizio. E adesso si lotta veramente in maniera incredibile. Brave ragazze, brave. Settimo punto, accorciamo un po' le distanze. Tatiana Lombardo ancora è il suo turno di battuta, ovviamente, visto che sono state le nostre ragazze a conquistare il punto. Possiamo attaccare e riusciamo a portare a casa anche l'ottavo punto, anche se il tabellone ha sbagliato perché il punto è della Procori, quindi 8-9, bisogna correggere. Stia donde chiaro. È stato corretto anche il tabellone che aveva dato in prima istanza il punto alla formazione di Gioiosa, invece il punteggio adesso è 8-9. Errore per la parità. Hanno reagito eppure bene le nostre ragazze e ci voleva questa serie positiva per non far aumentare il margine a favore di una squadra che comunque si conferma parecchio tosta. E adesso c'è anche il sorpasso, 5 punti consecutivi e come dicevamo proprio qualche istante fa, come vedete la partita vive di momenti da una parte e dall'altra. Fino al 9-4 sembrava tutto ok per la Sensation e invece non è stato così. Adesso c'è la parità, 10 pari. Il muro non ha potuto far altro che opporsi, ma la palla è finita fuori. Giorgia Esposito in battuta, una delle due diciottenni presenti nell'organico calabrese. Sbaglia Francesca Campagna, colpisce la rete. Altro strappo a favore delle ospiti, questa volta 2 punti consecutivi, 11-10. Vedo invasione della Dibert probabilmente, e adesso 3 punti consecutivi delle ospiti. Immediata, diciamo, risposta alla striscia della Procori.
ci pensa Maria Laura Patti a riportare la propria squadra a -1. Francesca Campagna, è il suo turno di battuta. Bella la schiacciata, nulla può lei a Vujevic, la palla schizza fuori. Battuta adesso da parte della Pagano, la numero 5. Riusciamo a rimandare la palla dall'altra parte, poi il muro e c'è credo un'invasione, forse sì, però c'è pure una caduta, speriamo non si sia fatta male. Proprio c'è l'arbitro che ci chiude la via, è la numero 10. Vabbè, ok, tutto a posto? Ok, meglio così. Marica Costabile fa accenno che è tutto ok e ce ne rallegriamo ovviamente. Peraltro non abbiamo visto proprio, l'abbiamo visto soltanto a terra, che era davanti alla postazione del primo arbitro. Brava Camilla, brava, fa valere la sua altezza per pareggiare i conti. Adesso la panchina ospite getta nella mischia la numero 7, Martina Landonio, 18enne pure lei. Concede un attimo di pausa alla Pagano. Eva Dibert sorprende proprio la neve entrata, che non è neanche fortunata, la palla schizza fuori. Torniamo avanti, 14-13. Credo di non sbagliare, sì, no, sul 19 eravamo avanti, sì, che avevamo conquistato il primo punto del terzo set, poi c'era stata la fuga di Gioiosa. E adesso la nuova parità, 14 pari. Diciamo che con una leggera differenza rispetto al primo set, anche il secondo sembra incanalato sull'equilibrio. Mal schierate le nostre ragazze, si fanno sorprendere tutte sotto la rete. (15-14) per chi batte. Martina Salvatore, la numero 12 ospite. La ricezione di Sara Rogelfo, Tatiana Lombardo per la Vujevic. C'è il tocco sotto rete. 15 pari. Maria Laura Patti, è il suo turno di battuta. La sbaglia. Mi pare di poter affermare che è il primo errore in battuta per la nostra squadra nel secondo parziale. Nel primo erano state abbondanti sia da una parte che dall'altra, 3 per parte. Nonostante il volo radente, nulla può fare Elisa Darretta. Adesso esce la numero 3 Giorgia Esposito, Olivera da Silva, numero 2.
La battuta di Camilla Masero. Possiamo provare l'attacco, ma non chiudiamo. Allora le avversarie, sfiora il tetto del Pala Cardella e allora ennesimo, il terzo consecutivo che è fuori, terzo attacco che va fuori di Leja Vujevic. 17-16 e si continua così. Torna in campo la Pagano, risiede in panchina la numero 7 Landonio. Quasi l'averla chiamata. Si butta a terra simpaticamente la numero 10 ospite. Proprio si continua sulla parità più assoluta e questa volta schieramento un po' da rivedere da parte delle nostre avversarie. È il primo ace della serata, la prima battuta vincente, se non vado errato. Ancora Leja Vujevic in battuta, una battuta proprio radente, quasi a sfiorare la rete, e questa volta la rete dà una manina a Lea, ma anche in questo caso errore da parte delle nostre avversarie. E proprio la numero 10 che ha chiamato time out probabilmente su indicazione del proprio allenatore, e quindi il primo time out. Due punti di vantaggio dunque per la Procori al ritorno in campo o sul parquet, e ancora Leja Vujevic in battuta. L'attacco di Gioiosa, il salvataggio di Maria Laura e poi non riusciamo, peccato, era stato un gran bel punto, l'ho combattuto, salvato davvero con le unghie da parte di Maria Laura. 18-19, dobbiamo difendere questo punticino di vantaggio. La Mancina adesso è il suo turno. Una bella battuta. E poi il punto conquistato dalle nostre avversarie, 19 pari. Non sono riuscite le nostre ragazze a difendere il doppio vantaggio e quindi si ricomincia. Brava Francesca, c'è bisogno della tua carica agonistica in questo scorcio di secondo set. Tatiana Lombardo, ma lei in battuta. Ottimo il muro di Maria Laura e poi l'errore della numero 2 che ci riconsegna 2 lunghezze di vantaggio. Buono comunque il muro
composto da Maria Laura Patti e dalla di Bert. Da poi c'è il primo arbitro che è messa in direzione, insomma, mi impedisce di avere una visuale ben chiara. Brava, brava Maria Laura, brava. 22-19. Brava, ottimo il tapin. Bello questo punto, bella la schiacciata della Da Silva, con forza, con precisione, per il 20-22. La ricezione di Sara Gelfo, poi l'attacco ben controllato dai nostri avversari e forse no, peccato, probabilmente la palla era pure fuori, ma poi non riusciamo ad intervenire. Dunque sentiamo ancora il fiato sul collo da parte di un avversario che comunque merita certamente il plauso, perché lotta su ogni pallone. E adesso ci lasciamo sorprendere, peccato davvero. 3 punti di vantaggio, dovevano essere gestite meglio, certamente. Ci avviciniamo all'ora di gioco. Situazione, diciamo, molto simile al primo set. Diciamo anche peggio, perché adesso con 4 punti consecutivi Gioiosa ha ribaltato la situazione. 23-22, momento proprio di smarrimento delle nostre atlete, quando invece sembrava tutto filare liscio. C'è da riconquistare palla prontamente. E lo facciamo grazie a Maria Laura Patti. Diciamo che non è stata fortunata la nostra avversaria Martina Salvatore, il buon muro, ma palla è finita fuori. 23 pari. Aurora Smeraldo in battuta. Fuori. 24-23, abbiamo un set point potente ma imprecisa, la schiacciata di Patrizia Pagano, certamente una delle trascinatrici della formazione ospite. Si vive una partita che vive, diciamo, di sprazzi, di allunghe da una parte e dall'altra.
Vediamo se riusciremo oppure se ci sarà bisogno dei vantaggi. Intanto 24-23 la battuta di Aurora Smeraldo. Vai, vai Aurora, vai Aurora. Sì, peccato. La palla ha toccato il tetto, sì, si va ai vantaggi, peccato, peccato davvero. Eravamo riusciti a salvarci. Purtroppo, naturalmente purtroppo per la Procori, non me ne vorranno i sostenitori della compagine ospite. Proprio la Pagano in battuta. Match davvero molto molto equilibrato, come probabilmente bisognava aspettarsi alla vigilia. E brava la formazione ospite, che si è difesa bene e poi ha portato a casa anche il 25esimo punto. Bisogna fare comunque complimenti alle ragazze di qua Ciabalense, che hanno adesso la possibilità del 7 point. E l'errore buon per la Procori, palla troppo indietro, non la poteva la pur brava atleta calabrese. E si va e si resta in parità, 25 pari. In questo momento diciamo c'è molto equilibrio, diciamo che le nostre ragazze non riescono a far valere la propria qualità. Recuperiamo la sfera e poi Lea non chiude. Fuori la da Silva, 26-25, chiesto troppo. Buona potenza ma non precisa. Ancora Di Bert alla battuta. E pareggia ancora una volta la situazione Martina Salvatore, 26 pari. Non riusciamo a chiudere e ne approfittano le avversarie. E adesso siamo ancora sotto, 27-26, secondo set point a favore della compagine calabrese. Peccato, troppe le occasioni sprecate, le opportunità. Pizzico di fortuna anche. E c'è l'errore, doppio tocco, sì, ci salva, ci consente di recuperare il punto. Ma davvero c'è parecchia tensione agonistica, sia chiaro,
Verifiche della posizione in campo, se non ho capito male, mentre sugli spalti i dirigenti ospiti esortano le proprie atlete Maria Laura Patti in battuta. Adesso ovviamente è fondamentale sbagliare il meno possibile, per esempio e Tatiana sa che il suo momento, la sua esperienza può essere determinante. 28-27. Il tap-in non ci riesce e alla fine Camilla Macedo ci regala il secondo set, 29-27. Andiamo sul 2-0, ma che fatica ragazzi, si dirà così è più bello indubbiamente, e noi ci prendiamo una pausa. E allora riprendiamo il racconto di questa partita tra Procori Ricina e Sensation Profumerie di Gioiosa Ionica, che ci vede in vantaggio di 2-7-0, ma bisogna chiaramente ricordare, anche per coloro che si ponessero all'ascolto ed alla visione soltanto adesso, che non è stato per niente facile per le ragazze di Coach Allegra aggiudicarsi i primi due parziali. Adesso si ricomincia con il terzo, la battuta della Pagano da parte della formazione ospite. Proprio una partita molto equilibrata, caratterizzata anche da strappi dall'una e dall'altra parte e dall'immediata replica dalla reazione dell'avversario. Probabilmente crediamo che sarà così anche nel terzo set, perché comunque compagine calabrese ha dimostrato di meritare la posizione che occupa, come della serie che nulla nasce per caso. Intanto Maria Laura pareggia le sorti iniziali di questo terzo set. Le nostre ragazze sono state brave a recuperare, perché ricordo che il secondo set erano avanti 23-19, si sono lasciate superare, una sorta di blackout, quando diciamo l'interruttore si spegne, succede proprio nel momento migliore, e adesso vedete quanto si lotta. E poi l'errore di Tatiana Lombardo. Due a 1 dunque per le ospiti. Che hanno probabilmente pagato un pizzico diciamo di inesperienza nei momenti cruciali del set, mettiamola così. È mancato proprio poco, bisogna riconoscerlo, e d'altronde quando finisce 29-27 cioè, è un parziale che la dice lunga. Ancora Maria Laura, secondo punto consecutivo, e d'altronde in questi casi c'è bisogno di tutta l'esperienza di Tatiana Lombardo, di Maria Laura Patti, della Vujevic, di Camilla Macedo, Eva Dibert, Sara Rolgelf e Francesca Campagna quando è in campo. Due pari, in battuta la Dibert. L'attacco avversario, la Da Silva spara lontano. Dotata di grande potenza, questa atleta non riesce a volte a trovare la misura. Lei stessa si rammarica, ma ci sta. Ancora la Dibert. Insidiosissima la sua battuta. E poi Tatiana che salva. Brava ancora Maria Laura. 3 su 4.
leggermente fuori. Primo errore in battuta del terzo set. Diciamo che le due squadre hanno partito abbastanza maluccio, 3 a testa nel primo, poi si sono un po' ravveduti. 4-3 per la Procori. Questa strana battuta è facile per Camilla portare a casa il quinto punto. Zoppicala, numero 9 ospite. Sì. Qualche problema alla caviglia probabilmente. Ancora la Da Silva, la sua bordata è limitata dalla rete, poi c'è l'errore di Tatiana per il 5-4. Probabilmente voleva tentare il pallonetto, non c'è riuscito. 4 per chi batte, 5 per chi risponde nel terzo set. Lo ricordo, 21esima giornata del campionato di serie B2 femminile, il girone M. Un po' in difficoltà la nostra ricezione, riusciamo a rimandare la sfera dall'altra parte, ma c'è l'attacco e il salvataggio. Brava Maria Laura, che dal salvataggio incredibile al punto, e Maria Laura si conferma 4 punti su 6. E beh, d'altronde la sua riconosciuta esperienza giova a questa squadra. Camilla Macedo in battuta, buono il muro questa volta, ancora, e riusciamo a portare a casa il settimo punto con grande determinazione. Prima la Vujevic Campagna, poi Campagna Lombardo non lasciano passare il pallone. 7-4. Ancora Camila. Mancato Tapin, ma possiamo riprovare l'attacco. È fuori, è fuori. Lo si è visto già nel momento in cui è partita per schiacciare. 8-4. Dai ragazze, continuate. Time out chiesto dalla panchina ospite. Riprende il gioco al Pala Cardella sul punteggio di 8-4 nel terzo set. La Procori ha vinto i primi due 25-23, 29-27. Ricordo 21esima giornata del campionato. Mi sono distratto un attimo, comunque portiamo a casa anche il nono punto, dicevo 21esima giornata e come ho avuto modo di sottolineare, dopo questa sfida ne resteranno 5. Recuperiamo la sfera, possiamo provare l'attacco da questa parte con la Lombardo e il muro non può fare altro che respingere la sfera, però va fuori. 10-4. Bisogna continuare con questa striscia, non bisogna abbassare la guardia perché le avversarie sono toste, molto combattive.
interrompe la serie la formazione di Gioiosa Ionica, portando a casa il quinto punto. E proprio in questo frangente, non so se avete notato con quanta carica agonistica si sono espresse le ragazze di coach albanese. Ma Ilea non è murata, non riesce a chiudere, e allora dall'altra parte Tatiana, un po' di difficoltà adesso la formazione calabrese. Non chiudiamo e allora dobbiamo riproporre un nuovo attacco. Bel punto, bello scambio portato a casa dalle nostre avversarie. Quanta lotta che c'è sul parquet del Pala Cardella. Tra i tanti sostenitori di questa avventura voglio ricordare anche Cineteatro Ariston con Alessandro Costa, che è sempre molto attento alle esigenze del territorio, mentre sbaglia ancora il numero 17, che diciamo a livello di battute non è stata una grande serata. Poi Chio come associazione culturale, man mano, chiaro, vorrei ricordare tutti coloro i quali sostengono questa avventura, perché senza di loro probabilmente pazzesco, che punto pazzesco. Ma va bene così, dai. Questa volta la fortuna ha dato una manina alle nostre ragazze, che raggiungono quota 12. Riusciamo a recuperare il pallone, già è un successo. Brava comunque la numero 2 mi pare, o la numero 3 forse, no, chiedo bene, sì, in effetti è stata la Esposito a portare a casa il settimo punto con una bella conclusione. Ancora adesso diciamo gli scambi sono molto più combattuti e prolungati. Va da Silva adesso, è in battuta. Brava Lea, brava. Violenta e precisa la sua bordata per il 3-17. Lasciare spazio a Lea Vujevic non è una grande idea. Diciamo che nella serata sono riusciti a limitarla, ma appena abbassi un po' c'è poco da fare. È buono il punto. Lo stesso Allegra lo ammette, brava Luigi, anche perché era sotto i suoi occhi. Vada a rifiatare Camilla Macedo, rientra in campo Francesca Campagna. Esposito, è il suo turno di battuta. 13-8 nel terzo set. E ancora Maria Laura, protagonista di questo parziale, ci regala il 14° punto, mantenendo 6 lunghezze di vantaggio. Dobbiamo essere bravi ad amministrarlo questo vantaggio, se non ovviamente anche incrementarlo, ci mancherebbe altro, ma non credo che sia d'accordo la formazione ospite, e infatti porta a casa anche il 9° punto.
un pizzico di fortuna e il sorriso di Martina Salvatore lo merita, devo dire. 14-10, 2 punti recuperati dalle nostre avversarie. Brava, brava Camilla, brava. 15esimo punto. Deve sfruttare ogni pallone, ogni spazio che le viene concesso. Eva Dibert torna in battuta. È insidiosissima la sua battuta. Questa volta non possiamo chiudere, possiamo riproporre l'attacco. Sbaglia Elea Vujevic, è troppo indietro, troppo indietro. Ci consente di mantenere 5 punti di vantaggio. L'errore in battuta della numero 9 calabrese, mentre Covaci Allegra manda in campo Carola Compagno per far rifiatare Maria Laura Patti, che è stata davvero ampiamente nel match in questo terzo set. Lo è stato in tutta la partita, ma in questo, nel senso di realizzativo, in questo terzo set. Carola sbaglia e restituisce la cortesia. E ritorna in panchina. Marica Costabile, è il suo turno. Va bene Camilla, va bene Camilla, va bene. Questo è quello che dobbiamo sfruttare. La sua presenza sotto a rete deve essere determinante. È imbattuta la stessa Camilla. Non riesce Maria Laura a mantenere la palla in campo sulla bordata da Silva. Davvero una potenza non indifferente, non sempre è precisa, ma dispone di una bella conclusione. La Pagano, tocca a lei. Ancora lei. Non passa la sua palla, ma il muro può ben poco, la stessa finisce fuori. 3 punti di vantaggio, quindi tentativo di recupero da parte delle nostre avversarie, che non intendono demordere, e questo torna a loro merito, perché comunque stanno disputando una buona partita. Controllo del territorio, si potrebbe dire, tutto ok, si può riprendere. Ancora la numero 17 Federica Mancino, che per non smentirsi sbaglia ancora una battuta. Peraltro mi è stato detto da un dirigente della Gioiosa che è la ragazza più giovane in organico. Noi abbiamo la nostra mascotto bella. Pallonetto ben controllato,
E poi Tatiana Lombardo ci consente di riportare a più 5, 19-14. Sensazione che Gioiosa si stia giocando il tutto per tutto, ovviamente, aggiungo. E poi c'è lo scambio di cortesie. Credo che siamo nel terzo set, 2 per parte come errore in battuta. Sì. La da Silva. Attacco sbagliato della nostra Lombardo. Si ritorna a più 3. Bisogna stare sempre attenti. La partita non è per nulla chiusa. Riusciamo a rimandare la sfera dall'altra parte, ma poi c'è la violenta schiacciata ancora della Esposito, che di fatto azzera quasi l'ampio vantaggio che avevamo, solo 2. E allora time out chiesto da coach Allegra. Si ritorna in campo, urge il cambio palla. Ancora la da Silva in battuta. Concediamo l'attacco che va pure a segno, e un solo punto adesso divide le due squadre. Peccato davvero, si doveva amministrare meglio l'ampio margine. Ricordo, abbiamo avuto 6 punti di vantaggio, c'è stato un calo evidente, di contro Gioiosa ne ha approfittato. Brava, soprattutto Maria Laura, brava Maria Laura. E poi Francesca Campagna ha completato il salvataggio che ci consente di riportarci a più 2. Determinante proprio il salvataggio di Maria Laura Patti. E poi la conclusione di Francesca Campagna, un punto molto molto importante. Sarebbe stata la parità, invece adesso sono 2 punti di margine che abbiamo. Vedremo. Ancora la Esposito, senza nulla togliere alle compagne, probabilmente è stata la migliore delle sue. Ritorniamo solo a un punto di vantaggio. La stessa Esposito in battuta. Ma meno male, ci è andata bene. La stessa Esposito non ha colpito bene. 21esimo punto. Rimanda sul parquet Aurora Smeraldo, coach Allegra. Rifiatano Sara Logerfo e Francesca Campagna, naturalmente Aurora in battuta. 2 punti da difendere.
Sbaglia la numero 12 Martina Salvatore. 22esimo punto, torniamo a +3. Recuperiamo la palla, possiamo attaccare, preferisce il pallonetto Lea Vujevic. Allora la da Silva, brava ancora Tatiana Lombardo, Maria Laura, ancora lei, 23esimo punto. E c'è il time out chiesto dalla panchina ospite. Riprende il gioco al Pala Cardella, terzo set, 23-19 a favore della Procori, in battuta ancora con Aurora Smeraldo. Recuperiamo la palla e poi Maria Laura non chiude questa volta. Primo errore di Maria Laura e glielo concediamo ben volentieri. 23-20. Torna in campo Francesca Campagna, così come torna in campo dall'altra parte la Mancino, ma in battuta è il turno di Martina Salvatore. Il gioco non può riprendere, c'è qualcosa da verificare al tavolo. Tutto ok, tutto risolto. 20 Sensation Profumerie Gioiosa Ionica, 23 Procori Ericina, terzo set. La Procori ha vinto i primi due. Sbaglia. Certo, proprio momento peggiore, la pur brava Martina Salvatore. 24-20 in battuta Eva Dibert. Brava Eva, possiamo preparare l'attacco, attenzione, no, neanche lo abbozziamo. E poi c'è l'errore che ci consegna il 3-0, 25-20. Alla fine riesce a spuntarla la formazione di coach Allegra. Diciamo che il 3-0 finale forse non rende merito alla prestazione delle ragazze calabresi, ma è questo lo sport e quindi bisogna accettarlo. Dunque la Procori sale a quota 47, mantiene un buon margine sulle inseguitrici e si appresta a vivere il finale di stagione nel migliore dei modi. È tutto anche per questa sera, non mi resta che riepilogare la situazione. 25-23, 29-27 e 25-20 per il 3-0 della Procori. Grazie della cortese attenzione, vi rinnovo l'appuntamento al 16 aprile quando l'Ericina affronterà la Stefanese. Buona serata.